per una vita. Ho assistito e curato il mio simile affetto da tumori maligni, più delle volte in fase terminale, addirittura mi commuovo, e per tanti anni ho seguito quindi anche la mia zona, questa zona delle Sardo Girrei, ogni paziente affetto da tumore maligno, nel bene e nel male, quasi la totalità veniva da me visitata. Affermo, sottoscrivo, che i tumori maligni della zona, parliamo di 15 anni fa, era un numero esiguo, un numero che si contava nelle dita di una mano, si rimaneva perplessi, diceva il figlio del tale, si chiedeva informazioni, ah poverino, sì, purtroppo. Passano gli anni, il numero di tumori che potevamo notare in tutto il Sardo Girrei, cioè su una popolazione di oltre 20.000 abitanti, lo stesso numero di tumori, forse di più, li avevamo in una frazione di Quirra di 150 anime. Un numero che si aggira senz'altro tra civili che in base lavorano, militari, contadini, allevatori che vivono al di fuori della base, possiamo contare almeno 30 casi di tumore maligno. L'attività del poligono di Quirra andrebbe studiata con maggiore attenzione, a incominciare dall'uranio impoverito, secondo me senz'altro usato nel poligono, non adesso.